La Val Rosandra era fin dall'antichità un'importante via di comunicazione tra i territori dell'attuale Slovenia con la colonia romana di Terzeste, ovvero l'attuale Trieste. Esistono tutt'oggi infatti i resti di un antico acquedotto romano che testimoniano la rilevanza che allora aveva questa colonia. Tutta la storia di Trieste conferma l'importanza che la Val Rosandra rivestiva per i collegamenti con i territori del nord-est. Nel XII secolo, ad esempio, il vescovo di Trieste, per avere il controllo della valle, costruì su un'altura carsica il castello di Mocò. La sua posizione strategica nel corso dei secoli fu causa di conflitti con Capodistria, con la Repubblica di Venezia, il Patriarcato di Aquileia e l'impero austriaco. Nell'ottobre del 1511 il castello, non più adeguato per resistere all'artiglieria dell'epoca, venne raso al suolo dal vescovo del tempo. Oggi sono visibili solo pochi resti del muro perimetrale. A pochi passi dal castello c'è la vedetta Mocò, che allora era un presidio per il controllo dei traffici nella valle. Quello che oggi vediamo è una sua ricostruzione sulla posizione della vedetta originaria. Poco più in alto poi c'è la vedetta San Lorenzo, che consente una visione più estesa della valle. Dalla vedetta San Lorenzo è possibile vedere la via ciclopedonale Giordano Couture e le sue due caratteristiche gallerie. Le gallerie sono state costruite per consentire il passaggio della vecchia linea ferroviaria che dal 1887 al 1959 collegava la stazione di Trieste con i territori dell'attuale Slovenia. Il rifugio Mario Premuda è situato a 80 metri sul livello del mare, la più bassa altitudine di tutti i rifugi alpini italiani. È situato all'ingresso della riserva naturale Val Rosandra, che è attraversata dal sentiero Bagnoli-Bottazzo. Percorrendo questo sentiero si può raggiungere 4 interessanti punti di rilievo storico. Il tratto dell'acquedotto romano, visibile sulla destra all'inizio del sentiero, è parte di una più complessa struttura realizzata alla metà del I secolo d.C. per convogliare le acque del torrente Rosandra e portarle nella città di Terzeste. L'acquedotto, scavato nella roccia, era lungo circa 17 km ed arrivava nell'odierna Trieste in piazza Cavana. Secondo la leggenda,
La chiesa di Santa Maria in Siaris venne costruita da Carlo Magno con l'obiettivo che qui venisse sepolto il suo corpo. I primi dati storici però sono riferiti dalla confraternita del Santissimo Sacramento, attiva a Trieste fin dal 200. Negli ultimi decenni alcuni interventi privati hanno ridato lustro all'antico santuario. Emilio Comici è stato un famoso alpinista italiano. Effettuò numerose scalate nelle Alpi orientali, in particolare nelle Dolomiti e nelle Alpi Giulie, dove aprì circa 200 vie nuove. Nel 1929 fonda, assieme ad altri arrampicatori, la prima scuola di arrampicata italiana. Alla sua morte, per volontà degli istruttori dell'epoca, assunse il nome Scuola di Alpinismo Emilio Comici. Il sentiero Bagnoli-Bottazzo passa vicino alla cascata del torrente Rosandra. L'acqua fa un salto di 35 metri, precipitando da una parete a picco e formando una pozza cristallina che è la prima di una serie di 21 pozze d'acqua che si succedono nella valle.